Una situazione ai limiti del collasso al cimitero Piano Gatta. Sono almeno 20 le bare parcheggiate in attesa di poter essere tumulate al Camposanto di Agrigento, dove non ci sono più e da tempo ormai posti disponibili. Molte sono in attesa da quasi 2 mesi, alcune invece soltanto da una decina di giorni. Tombe e loculi sono tutte piene, i familiari ed i parenti arrabbiati, impossibilitati a dare una degna, naturale sepoltura al proprio caro. Una sepoltura sulla quale poter portare un fiore o rivolgere una preghiera. Anche i posti recuperati con l'ordinanza di requisizione firmato lo scorso marzo dal sindaco Firetto si sono esauriti. Le bare dunque non possono che continuare a restare in deposito. Si era ventilata la soluzione di loculi prefabbricati, sepolture da collocare rapidamente per tamponare l'emergenza, ma il braccio di ferro in corso d'opera dinanzi al Tribunale regionale amministrativo di Palermo, fra comune e impresa che gestiva il cimitero di Pianogatta, sta bloccando ogni cosa. Soltanto dopo il 27 di questo mese, il giorno in cui, atteso il pronunciamento del TAR, si potrà probabilmente trovare una situazione all'emergenza. È una situazione critica dal punto di vista sanitario ed anche dal punto di vista etico-religioso, ci raccontano i parenti, costretti ad aspettare invano una soluzione. In tutto ciò a causa di ricorsi ed una lenta burocrazia per trovare un accordo tra la ditta appaltatrice ed il comune stesso. Il comune di Agrigento aveva disposto nei confronti dell'impresa che gestisce il cimitero e della nuova subentrante un'ipotesi di sfratto, ma il TAR di Palermo, accogliendo la tesi difensiva della Global Service Optimal, ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento del comune, rinviando a fine mese la decisione di entrare nel merito della questione. Tutto fermo, paralizzato dunque fino ad allora, e le bare continuano ad aumentare in deposito. L'unica possibile è realizzare dei loculi prefabbricati, forse un centinaio, e questa potrebbe essere, prescindendo dal ricorso al TAR, l'unica strada possibile da percorrere in attesa della decisione del Tribunale.